12 secondi è il tempo che ci separa dalla prova numero 2 del campionato europeo gruppo Orogel. Ci sarà la bella di mezzanotte. Vernissage Griff la vince in 2. Luce accese, macchina in movimento 1, Demos Racing, Roberto Andreghetti, 2 Chief Orlando, Enrico Bellei, 3 Zaffiro Top, VP dell'Annunziata, 4 Zlatan, Giampaolo Minnucci, 5 Zania B, Mauro Biasuzzi, 6 Stepping Space Boy, Antonio Di Nardo in seconda fila, 7 Probo P, Andrea Esposito, 8 Visa S, Lorenzo Baldi, 9 Vernissage Griff, Alessandro Gocciadoro, 11 Arazzi Bocco, Andrea Farolfi, non corrono Donatello Sisu e Wauka. Macchina che prende velocità, li va per lasciare. È partita la seconda prova del campionato europeo. Parte piano Zaffiro Top che porta indietro Vernissage Griff, Zania B in vantaggio, scende alla corda nei confronti di Demos Racing. Al largo Stepping Space Boy lungo i birilli, Chief Orlando, Zania B battistrada, i 200 nell'ordine del 14 scarso. Ancora nelle retrovie Vernissage Griff, in vantaggio Zania B nei confronti di Demos Racing. La mossa esterna di Zlatan, i 400 d'approccio in 28,1. Si formano più pariglie, c'è andatura fra il primo e l'ultimo non meno di una quarantina di metri. In vantaggio Zania B nei confronti di Demos Racing. Si è adeguato in fuori scoperto Zlatan, terzo in corda, e Chief Orlando. Il treno esterno è composto da Stepping Space Boy, Arazzi Bocco, ancora Zaffiro Top è ultimo, un giro dal termine Vernissage Griff, 56,5 e gli 800 metri iniziali da parte del leader Zania B, che continua a cadenzare, andatura appropriata, accenna la terza ruota, in fondo Vernissage Griff, 1:11,1 però il chilometro, il parziale di Vernissage che va all'inseguimento di Zania B, arriva a lato di Zlatan quando mancano 400 metri dalla conclusione, la dritta opposta in 14,3, insiste Vernissage Griff nel suo volo, perviene a lato di Demos Racing che l'anticipa, i due vanno su Zania B a 300 metri scarsi al termine, di dentro anche Chief Orlando quando si è all'ingresso della dritta arrivo, Vernissage che prende sotto tiro Zania B, Vernissage che insiste, di dentro Stepping Space Boy, Vernissage in vantaggio, Vernissage Griff, l'urlo della tribuna e l'applauso che non può che andare a Vernissage Griff. 800 metri terminali, 600 metri terminali, da mani nei capelli. Io ho 28,8 la testa per la dritta di fronte, 29,2 gli ultimi 4, il che significa 57 per la testa, e Vernissage Griff era dietro almeno 30 metri. Vernissage Griff che vince il campionato europeo, l'applauso di Alessandro Gocciadoro che si può permettere tutto con questo cavallo, merito a Vernissage Griff, al team del trainer parmense e ovviamente al proprietario Gennaro Riccio. Si va in premiazione, la linea per il momento va a Vieri Berti.